Decine e decine le pratiche da evadere per le richieste danni da parte dei cittadini. Passata l'emergenza, resta il lavoro da fare a Roccapietore, il comune più colpito dal maltempo. In municipio, il sindaco Andrea De Bernardin parla dei 107 milioni di danni e vive nel suo ufficio, come in trincea. Io la definisco una macchina da guerra e credo che siamo stati un esempio nazionale di come reagire dopo una calamità. Sia chiaro, dice, nessun morto, nessuna casa distrutta. Il nostro parroco l'ha definito un miracolo, io potrei dire che ci somiglia molto a un miracolo. Per giorni isolati, senza elettricità, telefoni muti, senza acqua. 600.000 gli abeti rossi abbattuti nei boschi, 300.000 i metri cubi di materiali trasportati dai torrenti esondati e da smaltire. Ma si guarda avanti, rimboccandosi le maniche. Un motivo d'orgoglio c'è già e riguarda l'acquedotto. Abbiamo passato un ponte con un tubo in ghisa di più di 110 metri di altezza. Abbiamo agito a 1500 metri di quota, a temperature di -5. In 23 giorni abbiamo fatto 2,5 km di acquedotto. Io sfido chiunque ad aver fatto meglio di noi. Resta però molto da fare. Briglie, ponti, argini, difese spondali, tolto il bosco ci saranno problemi di staticità sui versanti, paravalanghe, perché dove togli il bosco le valanghe di neve saranno latenti e questi saranno lavori futuri. Ma sarà anche un'occasione di rinascita per Roccapietore. Io credo di sì, dovremmo costruire bene e dovremmo costruire meglio, anche in ottica che un evento del genere possa ritornare. È la prossima sfida da vincere.